Davanti a questa bellissima balilla che è un po' il simbolo di questa edizione di Ruote nella Storia che è l'esempio classico, anzi l'esempio ideale come evento di We Are in Puglia promosso dalla Regione Puglia. Sì, abbiamo fatto nostro questo motto We Are in Puglia perché noi siamo in Puglia, vogliamo valorizzare la Puglia, i gioielli della Puglia. Lo è tutto il Salento, ma oggi permettetemi di fare i complimenti a una splendida Galatina che è nel massimo del suo splendore, ancora di più valorizzata da questi gioielli a quattro ruote e grazie anche ai tanti figuranti che vediamo camminare per la piazza. Un'occasione unica per conoscere il territorio, per apprezzarlo e ovviamente anche per tutelare il nostro patrimonio automobilistico che è importantissimo anche nel Salento e per tirare fuori queste bellissime macchine in una domenica splendida di sole. Galatina è una città piena di bellezze, di gioielli, oggi con le auto d'epoca che sono dei gioielli, una coroncina di gioielli con i gioielli che realmente sono tutto l'anno e da secoli a Galatina. Sì, Ruote nella Storia nasce proprio per questo, per abbinare i gioielli motoristici a quelli culturali del posto. Siamo davanti alla chiesa di San Pietro, ma ricordiamo anche la cattedrale di Santa Caterina d'Alessandria, i manifesti palazzi qui intorno che sono bellissimi e è un barocco che esplode in questa luce gialla di questa domenica di sole e ovviamente anche di queste splendide macchine. Quindi il patrimonio c'è, tocca a noi preservarlo e valorizzarlo.